Luigi Cantoro qui ad Agrigento per promuovere l'ANMIL. Lei è un invalido del lavoro e nonostante questo gira in bicicletta, è venuto da Trapani questa mattina qui ad Agrigento, ha fatto oltre 2000 km, ecco come si vede da questa brochure che lei mi ha dato, ha girato l'isola, la Sardegna, la Sicilia, ecco questo a dimostrazione del fatto che se uno vuole, insomma, può fare quello che pensa di fare. Questa è una sfida con me stesso e per dimostrare che noi invalidi possiamo fare tutto ciò che fa una persona non invalida. Questo è lo scopo di tutto questo giro. Io alla fine di questo percorso di quest'anno farò circa 1500 km, dal 18 di giugno al 30 giugno. Quindi sono soddisfatto con l'appoggio delle sezioni locali, ANMIL, è una cosa molto importante, molto importante. Ecco, signor Cantoro, lei che messaggio vuole lanciare a chi magari in questo momento soffre, ha delle problematiche di invalidità? Qual è il messaggio che lei con questa azione fattiva, quotidiana, con la bicicletta vuole dare? Il messaggio è, oltre alla bicicletta, anche, cioè io parlo di attività fisica in generale. Quindi il messaggio è muoversi per la nostra salute, muoversi continuatamente per la nostra... L'uomo, la persona, è fatta per stare sempre in movimento, Quindi, specialmente noi invalidi, se facciamo attività fisica, oltre a conservare la nostra salute, lo dobbiamo migliorare nel tempo. Michele Nantella, ecco, lei appartiene all'ANMIL, oggi l'avete accolto, qual è anche la vostra azione quotidiana nel territorio? Io come Presidente Invalido sul Lavoro sono molto onorato di ospitare oggi l'amico Luigi perché rappresenta la nostra associazione con tanta fatica, perché sta dimostrando a noi soci e a lui stesso che anche di essere invalido può andare alla vita, può anche continuare sempre avanti senza fermarsi in nessun momento. Questo è un messaggio che lui sta dimostrando dare sia a livello regionale che a livello nazionale, perché lui ha percorso più di 1500 km, è arrivato qui da Agrigento pieno di salute, pieno di energia e domani continuerà ancora a andare avanti Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa fino ad arrivare a Messina. Conclude il suo percorso con orgoglio anche per noi come rappresentanti ANMIL. Io ti ringrazio di essere qui presente e sono molto onorato sia ora e anche dopo, caro Luigi. Grazie per te. Ecco, non poteva mancare Arturo Tortorici che dell'invalidità ne ha fatto sempre uno suo scopo di vita. Io ti ringrazio, principalmente ringrazio il Presidente provinciale Michele Nantele che in questi giorni mi ha invitato e mi ha parlato di questo progetto dell'ANIMIL che si sposa con lo sport. Io sono onorato, ho avuto il piacere oggi di conoscere qua il Cavaliere del Lavoro che fra l'altro è stato insigne come Cavaliere del Lavoro da parte del Presidente della Repubblica Mattarella per la sua attività che ha fatto nel tempo e per l'invalidità. Questo, caro Luigi, ti porta, diciamo, onore e ti porta tanta salute, quella che non ti manca perché Grazie. La stai dimostrando per un'età già avanzata che dimostri di essere un giovane. Hai percorso in questo triennio tutti questi chilometri, hai dato pubblicità e lustro all'ANIMIL, agli invalidi del lavoro per dire non esistono le morte bianche, non esistono gli invalidi del lavoro che devono avere quella menomazione. Voi siete, diciamo, i pilastri assieme alla nostra associazione, perché voi siete nel privato, mentre io lo rappresento nelle istituzioni, perché gli invalidi per servizio sono delle istituzioni e voi siete dell'ANIMIL del privato. Io sono felice e oggi qui ad Agrigento, nella Valle dei Templi, ti voglio consegnare un piccolo omaggio, che è questo piccolo gadget che è una penna, ha il valore
è simbolico, c'è questa lucetta che possa illuminare ancora di più questo tuo cammino e dimostrare all'Italia che esistete, che esistiamo, i disabili, abbiamo la FAND, rappresentiamo la Federazione Nazionale di tutte le categorie e io spero con i presidenti nazionali, principalmente che si renderà portavoce l'amico Michele Nantele, presidente provinciale di Agrigento, per organizzare il prossimo anno nella Valle dei Templi un incontro maestoso di tutti i disabili delle categorie.